Oddio, per passione, da bambino mi piacevano dei cavalli, da lì è iniziato il tutto, insomma. Dopo ho iniziato a montare a cavallo all'ippodromo di Treviso e da lì dopo ho messo su il primo cavallo qua a casa così per passione, e da lì dopo ho iniziato a chiamare degli istruttori, gli istruttori mi si sono portati avanti, eccetera, eccetera. In media un cavallo di statura media qui da noi, infatti avete visto che sono tutti belli robusti, bene in carne, mangia intorno ai 12 kg di fieno, 10-12 kg di fieno al giorno, e questo è oltre al mangime, come ti dicevo prima, che mangiano. Il mangime dei diversi tipi a seconda del cavallo e dell'attività che deve fare. E io credo che sicuramente ci saranno dei cavalli che hanno vissuto anche molto di più. Diciamo che un cavallo di 30 anni non è giovanissimo, infatti il cavallo che c'era in paddock prima, che deve avere attorno ai 30 anni, non è giovanissimo, è un cavallo anziano. Non è facile che i cavalli arrivino a 30 anni stando benino o comunque bene. I cavalli si riposano, si sdraiano poco, perché loro si sdraiano solo quando sono molto tranquilli, però si sdraiano, la maggior parte della giornata la passano in piedi. Il modo di dire stai dormendo in piedi come un cavallo è perché loro hanno questa modalità di sonnecchiare in piedi, ma di riposarsi, sempre dal fatto che l'animale è un animale preda e quindi più lui è in piedi e più è possibile per lui fuggire e più si protegge. Stare con l'animale, imparare a prendersene cura, rispettare i suoi spazi, essere pazienti, perché lui non è detto che capisca quello che tu gli stai chiedendo in quel momento, tu devi cercare di farti capire da lui. Penso che insegni talmente tanti valori che è una sorta di pet therapy, non definita come ippoterapia perché noi non svolgiamo ippoterapia in questo centro, però ne traggono grandissimi benefici i bimbi, anche solo nel stare con l'animale, è molto rilassante come ambiente. In tutti gli sport non è pensabile pensare di andare a cavallo senza senza cadere mai. Non è una cosa che noi auspichiamo, cioè non vogliamo la caduta, è chiaro che può succedere. La ragione per cui, per quanto bravissimi siano cavalli e pony, io adoro mettere i bimbi piccoli su degli animali delle loro dimensioni. Possiamo iniziare ad avvicinare i bambini all'equitazione a 3 anni. Loro imparano a conoscere il mondo del pony, poi piano piano andando avanti con l'età ci salgono. Noi, per come gestiamo la nostra attività all'inizio, i bimbi quando non sono ancora esperti condividono il pony, quindi ci sarà un bambino a cavallo e un bambino a terra, così imparano anche a collaborare tra di loro, a darsi una mano, perché comunque per quanto piccoli siano i pony non è facile per un bambino gestire un animale che è molto più grande di lui. Allora, le 3 discipline olimpiche sono il salto ostacoli, il completo e il dressage. Tutti i nostri ragazzi partecipano, o quasi, quelli che decidono praticamente di fare l'attività agonistica a campionati di livello regionale e nazionale, con l'idea per alcuni anche di partecipare a delle gare internazionali. Diciamo che come circolo siamo un circolo abbastanza nuovo su questa, anche se sembrerebbe che in 10 anni uno riesce a far tanto, però a livello agonistico, a livello sportivo è comunque un tempo breve. E i nostri ragazzi si sono anche praticamente distinti in gare nazionali in tutte e 3 le discipline. E diciamo quella più importante, che secondo me è anche quella che per i ragazzi è più diciamo che dove traggono più soddisfazione, è il campionato nazionale delle scuole, dove il nostro circo si è classificato terzo praticamente nel 2019, e il Veneto con una scuola è riuscito dopo 20 anni, dal 95 che una scuola non partecipava a questo campionato, insomma. E quindi per i ragazzi io sono molto contento, insomma.